Oggi prepariamo delle attività per neonati. L'età consigliata è dai 6 mesi in su e comunque a prescindere sempre con la supervisione di un adulto. Non li lasciate mai da soli perché sono dei giochi preparati in casa, chiusi bene, incollati bene, però non si sanno mai i casi della vita, si può sempre staccare qualche piccolo pezzettino e diventare veramente pericoloso. Dunque ieri ho preparato questi, che sono dei guanti riempiti con vari materiali, varie cose che si trovano in casa, materiali no. Qui ad esempio ho messo dei pistacchi con il guscio, qui ho messo, bravo, di do, un po' di ceci e un po' di farro e un po' d'aria, così da fare anche rumore. Qui ho messo aria e basta, volendo si potrebbe inserire anche del liquido, acqua o acqua. Qui ho messo del cotone idrofilo. Allora sono semplicemente chiusi con due nodini, però ovviamente non si dovrebbero sciogliere, ma non si sanno mai i casi della vita. Oggi prepariamo un altro gioco tattile e ci occorrerà del cartoncino ovviamente riciclato. Io ho ritagliato 4 rettangoli più o meno della stessa misura. Poi colla a caldo, nastro adesivo grande, vari tipi di pasta, preferibilmente quella grande. Io metterò un tessuto morbidoso, dei pompon grandi e colorati e queste sono delle spugnette un po' abrasive, non so se sono abrasive, comunque sono delle spugne che si usano in cucina per pulire le pentole e mi sembra basta per ora. Incolliamo.